Kane is in the building. Abbiamo aspettato a lungo questa giornata, l'abbiamo attesa dalla stagione 2022-2023. Lo so, un intro molto maccheronica, però e anche l'emozione di tornare in diretta. Quarta stagione alla telecronaca del canale YouTube Volano Volley Channel, e Lorenzo Minacapelli è ancora qui con voi, pronto per raccontarvi quello che sta per avvenire in questa stagione 2023-2024, che sarà la sesta stagione in Serie B1 del Volano Volley. Amiche ed amici sportivi, buonasera e ben trovati da Lorenzo Minacapelli. Siamo in diretta dall'Arena Biancorossa di Volano per la prima giornata del campionato di Serie B1 Girone B, scusate, che vede a confronto la Rotoplas Volano Volley di Luca Parlatini e la formazione della Fantini Folcieri Ostiano. Dunque ci siamo all'inizio di questa stagione 2023-2024 e siamo pronti allora per cominciare a combattere. Vediamo se il Volano Volley riuscirà a ripetere la straordinaria annata della scorsa stagione. Vi ricordo che la formazione allenata da Luca Parlatini era riuscita a ottenere i playoff promozioni grazie al terzo posto nella regular season. I playoff che sono finiti, come voi sapete, già alla semifinale contro la Volley Parella Torino, dopo aver perso la gara d'andata per 3-1 e la seconda averla vinta solo al tie break. Non è bastato per andare in finale contro colei che poi sarebbe stata promossa in Serie A2, ovvero Costa Volpino. Allora vediamo l'introduzione della partita odierna. In occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne del 25 novembre, auspica che tale ricorrenza sia rivocata ogni giorno dell'anno e non solo per la data specifica. Il nostro motto è schiacciare la violenza. Il nostro capitano Jessica Ferrari, consegna al capitano della Fantini Folcieri Ostiano Alessandra Ferrari in una moneta privata. Grazie. E benvenuti ben trovati nell'Arena Biancorossa, la semplice casa del Volano Volley. Ci siamo anche per questa sesta stagione di Serie B1. Oggi
e a tantissimo di Ostiano Cremona. Altri sono in conto. Il primo arbitro sono Riccardo Multi di Piacenza. Il secondo arbitro sono Luigi Massimo di Bologna. Allora, come sempre per la stagione del Bolano Volley il motto è schiacciamo la violenza. E guardate chi viene a trovarci qua, Alice Bellini, la nostra ex bomber, insieme alla Carli. Allora vediamo, tanto qua è passata vicino a me Elena Piero Bon, che vi ricordo resterà ferma in box sicuramente fino alla pausa natalizia, poi vedremo se ritornerai a rodare la formazione nel ruolo di libero con Luca Parlatini. Allora, tanto verifichiamo subito quali saranno le sta per cominciare allora questa partita. Ovviamente ci sarà lo starting six prima della partita odierna. Ricordo che le saranno molto più il nostro Medici, volevo togliere in maniera cartacea, lo potete trovare però principalmente con la canzone che c'è scritto su ogni posto dell'arena. Grazie. Ah, ecco la novità, quindi che non ci sarà più il cartaceo ma sarà direttamente online. Saluto qua Piero Bon che passa dietro la nostra postazione, gli auguriamo un buon rientro all'inizio. Vediamo lo starting player. Allora, per quanto riguarda la Rotoblast, nuovo sestetto titolare, perché ovviamente le riconfermate sono soltanto 4: De Val e Emma Galvero, Elena Piero Bon e Carlotta Petruzziello. Allora, la formazione titolare, allora, come avete potuto capire, incomincia in maniera un po' inedita con De Val fuori. Bene, iniziamo allora con Campagnolo, Galvero, poi Ottino che proprio va a lei al servizio. Inizia la stagione, c'è già la prima free ball. Giudice Bortoli, Campagnolo in pallonetto, difende il numero 13 Zampedri, e c'è il tiro di Benedetta Campagnolo. 1-0 per la Rotoblast, che inizia la prima azione è della Rotoblast. Vediamo se è di buon auspicio questa prima. Ancora Ottino.
service out, primo punto anche per Ostiano, che si prende così il primo punto di stagione. Servizio battuto su giudice Bortoli. Servizio out, attacco out, scusate, di Campagnolo. Vale il 2-1, il vantaggio per la formazione allenata da Valeria Magri. Ancora al servizio la numero 8, Alessandra Feroldi per Ostiano. Servizio battuto, Bortoli, Gambero. E al secondo punto due pari. Campagnolo al servizio, tutto. Riceve Ostiano, palleggio dell'amico, un attacco vincente di Alessandra Vidi, 3-2 il punteggio. Anche il servizio di Ostiano che si impegna in rete, 3 pari il punteggio. Carli Petruziello al servizio e Lala Bortoli al servizio. Attacco vincente di Claudio Tudini. Gli arbitri dell'incontro sono il signor Riccardo Mutti della sezione di Piacenza, insieme a lui Luigi Argirò della sezione di Bologna. Sono gli arbitri della nostra prima giornata di campionato. Servizio battuto Albero, giudice Provo con Cesare Job, riceve il libero, attacco tentato ancora da Frugoni che non va a buon fine questa volta, pallonetto di Galbero, difesa di Zampedri che fa un capolavoro di difesa, non riesce stavolta, 4 pari. Out, 5-4 il punteggio. Scusate un attimo di silenzio perché avevo un attimino sapere 35 allora il punteggio, ha segnato il punto Carli. Sei il punteggio adesso.
la Carli, 9-6. Quasi un altro colpetto buono della Carli. Pallonetto tentato e riuscito di Liga Tognini. 9-7 il punteggio. Al servizio a Ilaria Bughignoli. Ilaria servizio tutto, riceve Eugenio Ottino. Alla Bortoli, Ottino attacca, difende Zampedri, il palleggio di Dell'Amico, il tentativo d'attacco di Ilaria Bughignoli vincente. 9-8 il punteggio e all'arena biancorossa di Volano nel corso del primo set della stagione 2023-2024 della Rotoblast Volano Volley. Battuto Bortoli, Campagnolo difende il suo attacco Dell'Amico, pallonetto tentato da Tognini che non è andato a buon fine. Albero attacca Murata, difende la zona erano già tutte maglie bianco-rosse a terra. Cosa da fare? 9 pari il punteggio. Pronta ancora Ilaria Bughignoli su 9 pari. L'arena biancorossa. Albero, Bortoli, Carli, pallonetto in campo. Bel pallonetto della Carli. 19. Eugenio Ottino al servizio per Volano Volley. Attacco subito vincente di Alessandra Feroldi. 10 pari il punteggio. Con il servizio di Feroldi, battuto Bortoli, Albero, il mezzo le mani Tognini e Frugoni all'11-10. Attacco che fuori al muro di Ostiano. 10-11 punteggio, 11-10 punteggio per il Volano Volley. La Rotoblast Volano Volley ancora al servizio. Nella metà campo di Ostiano che può provare ad attaccare ancora Bortoli a murare, ancora nella metà campo con Dell'Amico, ancora tentativo d'attacco, è out, 12-10. Benedetta Campagnolo 13-10. Ancora al servizio Campagnolo che va a campare sul net, ma è ancora giocabile l'attacco. La Bortoli al centro, Ottino difende Zampedri, Dell'Amico, attacco a sfondare il muro di Alessandra Vidi. Andiamo al servizio di Tognini, battuto, riceve Galvero, Bartoli, Iobbe, chiede il suo attacco. Tentativo vincente di sempre Alessandra Vidi, che anche qui sfonda il muro trentino.
Invasione contro Stiano, esatto. 2 della Rotolos, 14-12. Out l'attacco qui, 14 pari. Alessandra Viglia al servizio, andiamo sul 15, 14 pari, scusate. Però un po' di fatica a leggere i numeri di maglia perché ancora devo conoscere bene entrambe le squadre e tra l'altro non ho qui con me il cartaceo delle due squadre, c'è solo la versione al computer e non è proprio il massimo. Galbero è dal muro, 15-14. Out, 15 pari. Pronta al servizio Chiara Frugoni, dello Stiano. 15 pari al momento, rende ancora l'equilibrio qui all'Arena Biancorozza. Portoli, Ostino, out, non c'è il tocco infatti. 16-15, vantaggio Stiano. Pronta ancora Frugoni, battuto scusate, Ostino, vedete i giocatori che non esistevano hanno vinto. Attacco vincente di Ilaria Bugugnoli, 17-15 punteggio nel corso del primo set. E c'è il time out sponsor. Il dolce fruscio della neve che riempie i paesaggi di meraviglia. Il fascino di viaggiare tra gesti antichi e nuovi sapori. Le 1000 scintille che accendono e scaldano le notti più lunghe. E naturalmente la gioia dello sci per un inverno semplicemente perfetto. Respira, sei in Trentino. Di nuovo in diretta dall'Arena Biancorozza di Bolano. Siamo con il punteggio di 17-15 in favore del Ostiano, che sta conducendo il primo set con 2 punti di vantaggio. Abbiamo il servizio ancora. Entusiasmo zero qua purtroppo. Vediamo anche il tifo che purtroppo non si è, deve un attimo calcolare. Servizio battuto da Deval che entra subito in partita. Il fattore di quarto tocco, Deval. È out. Ah no, continua per la testa. Ok, 18-17 punteggio, lungo forse, Campagnola una mano, dietro dall'altra parte, pallonetto, Petrucciello, subito dall'altra parte Galbero.
dell'amico. Bughignoli, Carli! 18 pari. Carli, PIM al servizio. Ha tutto il servizio. Ancora Ostiano, prova ad attaccare. E ancora! Questa volta Campagnolo. Arriva il time out per Ostiano, sponsor. Nuovo in diretta dall'arena biancorossa di Volano, siamo sul punteggio di 19-18, tornato in vantaggio la Rotblat, punto di poco primo set della prima giornata. Campionato di Serie B1 Girone B, servizio di Carli, battuto, scusate, attacco vincente di Bubignoli. Diciannove pari. Servizio di Bubignoli, battuto Bortoli. Ottino, man out, 18-19. Out il servizio Lottino, 20 pari. Allora nuovo parità all'arena biancorossa, adesso al servizio c'è Peroldi, Galbero il servizio, Bortoli, Campagnolo, ma si stampa in rete il suo attacco, vantaggio Ostiano 21-20. Time out, andiamo con gli sponsor. Di nuovo in diretta dall'arena biancorossa di Volano, siamo sul 21-20 in favore di Ostiano nel corso del primo set. Ancora un time out a disposizione dell'allenatrice Valeria Magri di Ostiano, mentre Luca Parlattini in questa pausa ha usato il suo secondo e ultimo time out di questa frazione di gioco. Bortoli, l'Albero, out, l'attacco senza tocco. 22-20. Abbiamo un servizio sempre su Galbero da parte di Peroldi. Campagnoli, non c'è il tocco. Palauto 23-20. Secondo me il tocco non c'era.
Però ancora il servizio 23-20. Giudice Bortoli su dall'altra parte, possibilità per Ostiano che non la sfrutta. Ancora 23. Il cambio Greta Job. Job al servizio. Scusate, Campagnolo al servizio. Out 24-21. Set ball a favore di Ostiano. C'è un cambio anche per Ostiano, esce il numero 18 Tognini, entra con il numero 15 Viola Pedretti che va al servizio. Abbiamo il servizio battuto. Bettini, Bortoli, Struzziello, Murata, 25-21, primo set a favore di Ostiano. Andiamo subito con la pausa e torniamo per l'inizio del secondo set. Dell'arena biancorossa sull'indente clienti della lotteria i premi di estrazione a fine conto affrettatevi i biglietti sulle d'Orneto. Voglio ringraziare tutti gli sponsor che quest'anno ci sostengono. In modo particolare oggi sono presenti Gabriella Santolini dell'Istituto di Consulenza del Lavoro Santolini, Viva Mariopoli impresa. Il dolce fruscio della neve che riempie i paesaggi di meraviglia. Il fascino di viaggiare tra gesti antichi e nuovi sapori. Le mille scintille che accendono e scaldano le notti più lunghe. E naturalmente la gioia dello sci per un inverno semplicemente perfetto. Respira, sei in Trentino. In diretta dall'arena biancorossa di Volano. Il primo set è iniziato con la sconfitta del Volano che perde il primo set 25-21. Quindi al momento siamo un set sotto. Iniziamo, credo che sia la quarta stagione, credo. Mago delle statistiche, Andrea.
quarta stagione che iniziamo con una sconfitta il primo set di giornata, se non erro. Poi magari glielo chiederemo in maniera più tranquilla dopo. Murato l'attacco. Allora, primo set che si è concluso, vi ricordo, 25-21 a favore di Ostiano, che adesso è anche in vantaggio nel primo set, 1-0 e 1-0 anche nel set. Servizio battuto. Ancora un altro errore della Rotoplas, 2-0 il punteggio. È stato abbastanza male. Attacco di Galvero che viene difeso dalla difesa di Ostiano. C'è un'irregolarità. Alla Bortoli ora il servizio. Ok, scusate, mi sono ricomposto un attimo. Vediamo il servizio di Lalla Bortoli battuto. Riceve Vignoli dell'amico. Attacco tentato da però diventato difesa dalla difesa di Trento e del Volano, scusate. E fa Galvero, 2 pari. Diamo i punti di squadra della Rotoblast. Un punto Tino, 2 Iop, 3 Galvero, 5 Campagnolo, 6 Petruzzello, 1 Lalla Bortoli. 18 punti di squadra e 3 su errore di Ostiano. Riguardo i punti di Ostiano, intanto il servizio di Lalla Bortoli. Tutto. Riceve Buvignoli dell'amico, attacco tentato da Vigni e Murato. In 14 errori per il volley nel corso di questo primo set. Bortoli, Galvero, difende il suo attacco, ma Murato il suo attacco, ma difende Giudice. Ancora Giudice a difendere. Dall'altra parte Giudice subito in free dell'amico. Zampedri. Vidi, difende Ottino. Dalla Bortoli, pallonetto di scusate di Galvero. Tentativo di Tognini, difeso da Ottino ancora, però c'è un altro free. Vidi. Il tocco, sì. 3 pari. Pronto il servizio dello Ostiano sul 3 pari. Battuto out a Perolli, 3-4 per il Volano Volley, che li porta in vantaggio. Pronta Emma Galvero, il servizio, battuto out il servizio di Galvero, 4 pari. All'area biancorossa. Elisa Tognini, servizio per Ostiano. Vediamo il servizio, battuto, riceve Giudice. Lalla Bortoli, Petruzzello, difende Zampedri, all'unetto di Buvignoli difeso da Ottino. Petruzzello, stavolta in un centro, 5-4. Greta Iop, servizio giusto a out, 5 pari. Un altro punto al servizio regalato dalla Rotoblast.
servizio, riceve da Bartoli e Campagnolo a 2 mani dall'altra parte, è stato difficilissimo. Cardi, però l'altra difesa di Cristiano, che mura e viene il muro di Hugo, 6-5 il punteggio. Out, ok, vai. Allora Petruccello al servizio. Con mani out di Ilaria Budignoli. Siamo sul 7-6 a favore della Fantini Forcieri Ostiano. E arriva Leitz. Servizio del fallo di rotazione del Volano, sì, ecco, visto il secondo arbitro dopo fischiato di fare il segno della freccia, quindi time out. Diretta dall'arena biancorossa di Volano, 9-6 il punteggio nel corso del secondo set. Servizio battuto da Brugoli. Attacca la fa Eugenio Primo a fare il punto del 79. Concetta da Budignoli. Pino! Il campo era la palla. Bene in campo, attenzione l'arbitro. Secondo arbitro che va a cambiare subito la decisione. Esatto. Cambia la decisione, la palla era in campo. Quindi non 17 come prima ma 8-9. La correzione è stata ancora il Gentino al servizio, riceve Didi, attacco passa a fianco di Emma Caldero, il punto vincente di Feroldi, 10-8. Pronto il servizio di Gaia dell'Amico che batte adesso, riceve Sofia Giudice, Portoli, Campagnolo difeso, difende Giudice, Portoli, 9-10.
attacco, 10 e pari. Attacco murato a Tonini. Vignoli, pallonetti, difende Campagnolo. Bortoli subito. Difende però da Dell'Amico. Vignoli. E stavolta l'attacco fatta. Nuovo vantaggio Ostiano 11 a 10 a favore di Ostiano. Il servizio di Bubignoli che batte su Galvero. Bortoli. Tentativo dell'attacco di Galvero che è stato difeso. Passa in mezzo Vidil, ma viene difeso ancora da Rotobraz, ma c'è la Friburgo tra Carli. Bubignoli. Attacco vincente di Feroldi. 12 a 10. Servizio di Bubignoli su Galvero. Galvero in rete il suo attacco 13 a 10. Battuto Bubignoli e attenzione, palla un po' lunga a favore di Galvero che stava per favorire l'attacco di Feroldi. Quindi provato l'attacco per tanto di Pedrottino che prova ad attaccare lei, non c'è il tocco a muro, esatto. 14 a 10 punteggio. Luca, time out chiamato, sponsor. Nuovo in diretta dall'arena bianco-rossa di Volano, 14 a 10 punteggio con Ostiano che inizia a prendere un po' di misure alla Rotoblas. Per servizio di Bubignoli che batte a destra, riceve Eugenio Ottino. Bortoli. Job, Dell'Amico difende, c'è la free ball, attenzione. Giudice. E Tristella ha provato l'attacco, ma è stato difeso. Tentativo difeso anche dall'Alla Bortoli. Provato Sesena, l'attacco questa volta. Bubignoli attacca, difende Petrocchiello. Bortoli. Sesena, difeso Vidi. Bubignoli attacca, difende Ottino, Bortoli. Sesena murata, Job, giudice con la testa. C'è la free ball che Vidi non sfrutta. A 14. Volata out e vale 15 a 14 per
proprio Chiara Sedena al servizio per il volano volley. 7-12-15 a favore di Ostiano. Out il servizio, 16-12 il punteggio. Giudice Bortoli. Tino subito dall'altra parte. Sedena, Bortoli, Bottino. Il libero Murata Vidi dell'amico Tonini difende la Sedena. Cruziello Murata attacca subito la palla è pronta Jessica ad entrare per Greta Job. Servizio di Doval. Spagnolo. Pallonetto tentato da tentativo anche di Ottino ma è difeso. Bubignoli, pallonetto chirurgico in mezzo alla linea di seconda. 17-14 a favore di Ostiano che adesso si porta sul P3. Sedena forse andava out questo servizio. Fino 15-17. Carlotta Petruzziello. Carli difeso ha ricevuto Giampelle, poi ottimo l'attacco del pallonetto di Ostiano in 15. Chiara Frugoni al servizio. Per servizio Dottino, arriva Lenz,
rotazione. Allora il servizio Eugenio Uttino. Tentativo di attacco, non è andato a buon fine. Ma la murata di Bumignoli su Carlisi, 20-17. Allora il servizio Ostiano sul 20-17, sempre 3 i punti di differenza. Tutto il servizio Campagnolo 18-20. Pronta De Valle e Ioben entrare. Scusate, vuol dire De Valle lascia il posto solo a Ioben. Ioben non è andato a buon fine l'attacco. Cesena, Don Pedri, Bughignoli, difende Ottino, va alla Bortoli, Petruzziello, difeso il suo attacco da Dell'Amico, Bughignoli, pallonetto, difende Campagnolo, al centro Ottino, rete l'attacco di Ottino, vale di 21-18 per Ostiano. C'è il tocco, sì, c'è il tocco. Punta alla Bortoli, il 14. Visto battuto su concretizza. 22-19. Attenti 22. Concede una free ball, giudice Bettino, difeso da Dell'Amico. Si deve forzare a Tognini, là, che salvataggio di giudice. Vidi, ancora giudice, ha ripreso la posizione, Carli, pallonetto.
out sponsor. Allora di Chiara Setena al servizio, ceduto Bughignoli alla lunga, Bughignoli pari, un cambio, entra Valeria Sbaraini ed esce il numero 9, sì, Gaia Dell'Amico. Alla lunga il ball, Bortoli, Ciello, Chiara Setena, ancora le altre out, direi proprio di sì, torna alla parità, 23 pari. Pronto a entrare? Emma Galvero, proprio c'è il cambio per la formazione. Entra Pedretti ed esce Tognini. Chiara Setena per Volano, lascia il posto a Emma Galvero. Riceve proprio Galvero. Tentativo d'attacco di Sbaraini che non è andato a buon fine per la difesa di Ottino, ma neanche l'attacco di Ottino va a buon fine. Ghignoli difende proprio Galvero, la metà campo volanese. Il pallonetto è stato proprio un'alzata che non ha neanche passato la metà campo biancorossa. 24-23, c'è il set ball per Ustiano adesso. Battute da Pedretti. Cardi dice che il set non è ancora finito, 24 pari. Servizio battuto. Punto di Chiara Frigoni. Chiedono la rotazione. Allora c'è il set ball per Ostiano ancora. Battuto, riceve Galvero. Bortoli, Tino, chiede ancora il libero Zampelli. Ghignoli attacca ma Giudice difende. Braccello
difeso. Mamma mia che difesa di Baraini. Dell'amico e attacca subito, chiude la pratica Rugoni. 26-24. Bene, è il momento che mi prendo una pausa e torniamo per l'inizio del terzo set, che può essere già decisivo per la assegnazione dei primi punti. Il dolce fruscio della neve che riempie i paesaggi di meraviglia. Il fascino di viaggiare tra gesti antichi e nuovi sapori. Le 1000 scintille che accendono e scaldano le notti più lunghe. E naturalmente la gioia dello sci per un inverno semplicemente perfetto. Respira, sei in Trentino. Eccoci di nuovamente in diretta, chiedo scusa l'assentismo. Allora, siamo sul 2-0 a favore di Ostiano, che ha vinto anche il secondo set dei vantaggi. Ovviamente adesso la Rotblast dovrà fare un colpaccio per evitare il peggio, perché ovviamente adesso
salvataggio. Carli e non sfrutta l'attacco Carli. Peccato perché Tino aveva fatto un vero e proprio miracolo. Punto di Ostiano, 3-1 il punteggio. Arriva il punto della Carli. Riepilogo punti. Chiedo scusa se oggi sono un po'. Devo un po' riprendere un po' di rodaggio da telecronista, però con le prossime giornate prometto di tornare bello carico. Attenzione, l'attacco di Ostiano è out, 3 pari. Allora leggiamo i punti di squadra intanto. Cesena 3, Tino 6, 5 York, 4 D'Albero, 8 Campagnolo, 11 Petrucchielli, 1 Lalla Corpo, 38 punti di squadra e 13 terrore. Per quanto riguarda Ostiano, 7 punti di Bubignoli, 4 di Vili, 5 per Oldi, 1 dell'Amico, 6 Frugoli e 2 Tognini. 25 punti di squadra e 20 errori da parte della Rotquas. 5 del punteggio adesso. Out il servizio, 4-5. Ancora Eugenia Bottino, 6-4. C'è il punto della Rotoblast. E c'è il time out, andiamo con gli sponsor. In diretta dall'arena bianco-rossa di Volano. Siamo sul 7-4 a favore di Volano, che ovviamente non ha più altre carte se non vincere questo set per provare ad allungare ancora questa partita. Stavolta i servizi di Carli in rete,
alzata a 5 punteggio. Tentativo di la Bortoli. La tentativa di attacco di Bubignoli vincente. Pronta, servizio out di Veroldi che riporta i 4 punti di vantaggio della Venezia. Attenzione, Galvero c'è la free ball. Rata e Truzzella di Fede. Vero, mamma molto brutta, cazzo. 7-10. Giudice Albero Rata. Trucchiello dalla Bortoli. Albero out, mani out, sì. Allora Estiano con Alessandra Feroldi. Alessandra Feroldi. Servizio battuto Galvero. Finito. Rotoblad 12-9. La palla è out.
23-19. Stavolta difende Tino Murata, 13-10. Servizio Job Greta Job 14-10. Lascia il posto a Jessica De Vari. Entra in campo la nota capitana. Attacco annullato. Monster 15-10. C'è il punto di Gaia Dell'Amico, 15-11. Giampetri, tentativo di Dell'Amico che non va a buon fine. Tiro, difende Giampetri. Attacco di Bahraini, 16-12. Chiara Frugoni. Battuto. Albero, Bortoli. Campagnolo. 17-12. Di Eugenio Uttino su Lampedri. Attacco vincente di Bulvignoli. Vi ricordo che nell'organico dello Spiano la squadra è stata completamente rivoluzionata dallo staff tecnico a tutta il roster, ad eccezione fatta di Alessandra Vidi. Allora, pronta ad entrare Gaia Magri ed esce Gaia Dell'Amico. Quindi va proprio Gaia Magri al servizio, palleggio per palleggio. Magri, Campagnolo, difende proprio Magri, Giampetri. Ma niente da fare.
Toli. 8, 13. Entra Greta Job per Jessica De Valle. Di Buvignoli lì dal vero all'oneto di ferro 11 9-14. È chiaro che la Rotoblas non ha altra scelta che vincere questo set se vuole portare avanti la partita, se no vince Ostiano questo set. Iniziamo con una sconfitta. Attacco di Baraini. Time out per Ostiano, sponsor. Il dolce fruscio della neve che riempie i paesaggi di meraviglia. Il fascino di viaggiare tra gesti antichi e nuovi sapori. Le 1000 scintille che accendono e scaldano le notti più lunghe. E naturalmente la gioia dello sci per un inverno semplicemente perfetto. Diretta dall'arena bianco-rossa di Volano, siamo sul 21-15 nel corso del terzo set, 2-0 in favore di Ostiano invece il parziale set. C'è ancora il Volano che si prende il 22esimo punto. Attenzione, c'è un po' di raggugliamento nella metà campo di Ostiano, però che può sfruttare l'attacco, lo sfrutta bene con Chiara Frugoli.
il punto di Ostiano, 17 a 23, sì. C'è il punto di Bumignoli. Quindi annullato il primo set ball a Volano, 18 a 24. Bortoli e siamo ancora vivi. Andiamo subito con la piccola pausa e torniamo per l'inizio del quarto set per vedere se Volano riuscirà a portarla almeno al tie break questa partita. Il dolce fruscio della neve che riempie i paesaggi di meraviglia. Il fascino di viaggiare tra gesti antichi e nuovi sapori. Le 1000 scintille che accendono e scaldano le notti più lunghe. E naturalmente la gioia dello sci per un inverno semplicemente perfetto.
sia no. Il volano volley. Attacchi di stagione. Punto per Volano, che si porta su 4 pari. Ok, scusate. Dopo. Tentativo. Stato rotto. Oggi non ce la posso più fare, quarto starnuto di fila. Pronta Job al servizio. Riuscito di Vidi che riporta la parità al quarto set, 5 pari. Servizio la Bortoli, Carli, Eugenio Tino, Murata, sì, non c'è il quarto tocco, Petrucchiello, il tocco, 6 pari. 6 pari. Piano, Campagnoli per voi. Campagnolo. Eugenio Ortino al servizio. Facile l'attacco di Feroldi, 7 pari.
Magalbero 8-7. Ancora Emma 9-7 Magalbero e riporta 2 minuti di vantaggio. Elena Campagnolo al servizio. Quindi avete il servizio di Campagnolo 9-8. Arrivato è Magalbero. In campo di Alessandro Vidi 9 pali. Servizio battuto su Ottini da parte di Burignoli. Calvero con l'avvio del numero difende proprio Burignoli. Attacco di Vidi, difende Petrucciello, Bortoli. Ecco Calvero. Difende, ancora il libero Zampedri. Attacco preciso. 19. Era il time out. Time out sponsor. Diretta dall'Arena biancorossa di Volano, siamo sul 19 a favore. Siamo Rodi Calvero! Servizio battuto. Out e out. Ancora Laura a bordo del servizio. Palla. Servizio. In free Iob. Bortoli. Ciello. 10.
campo. 12-11. Su giudici Bortoli, vero? Già provato. Di Murata, difeso però alla fine Pedri. Ancora Vidi e stavolta un pallonetto difeso di Vignoni. E poi l'attacco di Tognini vincente 12-13, il punteggio nel corso del quarto set. Dal punto di Ostiano. Pareggia e torna a pareggiare i conti. Andiamo il servizio D'Albero, prova la squadra di Campagnola, ha provato l'attacco Gianpedri, tentativo di Buvignoli difeso da giudice, Bortoli, difficile per Campagnolo che riesce a catturare, difende D'Albero con tanta difficoltà, Ghignoni difeso giudice, Eugenio Ottino 15-14. Pari il punteggio, servizio di Frugoni, Campagnolo, difeso Cristiano, di gol di Tognini per Campagnolo, Bortoli, Ottino, 16-15.
Buvignoli, 16 pari. Deviazione del muro, niente da fare per Ottino. Non è potuto arrivarci. Riceve Ottino. Orma Galvero. Out l'attacco di Orma Galvero. 17 a 16 per Ostiano, che si porta nuovamente in vantaggio. Gaia dall'amico. Battuto Ottino. Galvero prova l'attacco questa volta di difesa. C'è il punto di Buvignoli che si porta sul più 2 Ostiano. 18 a 16. Time out per Luca Parlatini, sponsor. In diretta 18 a 16 punteggio per Ostiano, che con questa break adesso si è riportata sopra di 2 punti e si avvicina forse alla vittoria di questa partita. Punto il servizio dell'amico che ha battuto Bortoli, scusate. Attacco del centro di Buvignoli che porta 3 adesso punti di vantaggio di Ostiano in questo terzo set. È out del servizio, sì. Out 20 a 17. Vediamo il servizio di Ostiano. Carli ripiega il suo attacco. Zampedri. Giudice in bagger per Petruziello. Mani out. Di Ostiano 21 a 18. Carli, 18 a 19, scusate, 19 21.
Emma Galvez riceve il Vidi, l'amico Vidi attacca e c'entra l'attacco di Vidi. 22-19, meno 3 adesso. C'è un cambio, è entrata Viola Pedretti ed è uscita Elisa Tognini. Viola Pedretti al servizio. Mancano le battute finali di questo quarto set, probabilmente con questi punti. Quindi siamo forse anche verso la fine di questo match, perché se Rotoblas non riesce a giudicarsi questo quarto set, ovviamente la partita si concluderebbe qua. In caso contrario invece si andrebbe al decisivo. È entrata Jessica De Mas per Greta York. Ha ricevuto Vidi, l'amico Vidi ad attaccare, attacca, alla una mano sola, riesce a farcela Ottino, niente da fare, attacco non convinto di Ottino, che risulta decisivo per l'attacco di Vidi, che porta di nuovo a 3 i punti di distacco tra Volano e Ostiano. 2 punti separano Ostiano dalla prima vittoria stagionale. Per il Volano Volley, che è per un cambio entra Chiara Sesene ed è Fulvegna Ottino. Vignoli ha difeso giudice anche con lo giro del muro. Sedeno, tentativo out, sì, esatto, attacco al centro di Frugoni, match ball per Ostiano che ha solo un punto, rientrerà Eugenio Ottino per Chiara Sesena. Pronto il match ball allora per Ostiano. Battuto, riceve giudice, Bortoli, Ottino, pallonetto a 24, con quel punto era già della Rotoblas, nonostante tutto. 22-24, c'è ancora una palla, ma prima c'è il time out, andiamo qui un po'. Siamo in diretta per questi battute finali della partita. Il servizio infatti chiamato, purtroppo sviluppata in maniera clamorosa questa giornata. 25-22 la prima partita stagionale, 0 punti. Purtroppo i troppi errori ci hanno condannato a questa sconfitta. Ci sarà tanto da lavorare in questo inizio di stagione per trovare il vero Volano Volley. Allora, siamo alla conclusione di questa diretta. Io ringrazio tutti voi che avete seguito la diretta. Fabrizio Saba, che non ti ho salutato prima, è tornato qua con noi. Ci fornisce tutta l'attrezzatura. Il nostro scoutman Andrea Zeni, saluto anche lui, che mi accompagnerà anche lui in questa giornata.
A me non resta altro che salutarvi, darvi appuntamento sabato prossimo, ore 20:30 a Crema, contro il Volley 2.0 Crema. E speriamo di stagione scorsa. Buonanotte a tutti. Allora, tra un minuto nell'inizio della serata, e poi adesso sono le iniziative della lotteria. Poi busca una moto fonda, la reina tempo, saranno più le mani. Il dolce fruscio della neve che riempie i paesaggi di meraviglia. Il fascino di viaggiare tra gesti antichi e nuovi sapori. Le 1000 scintille che accendono e scaldano le notti più lunghe. E naturalmente la gioia dello sci per un inverno semplicemente perfetto.
alla Fantini Marcello Piano, numero 13, Patrizia Zampelli. Complimenti a tutti ragazze. Il dolce fruscio della neve che riempie i paesaggi di meraviglia. Il fascino di viaggiare tra gesti antichi e nuovi sapori. Le 1000 scintille che accendono e scaldano le notti più lunghe. E naturalmente la gioia dello sci per un inverno semplicemente perfetto.